In Sicilia vince il no sul referendum per la giustizia con il 60,98%. In provincia di Agrigento si conferma il voto al no con oltre il 60%. In città il no arriva al 56,84%. Per il Movimento 5 Stelle il risultato in Sicilia rappresenta una bocciatura per il governo Schifani. Da oltre un anno il Comune di Agrigento aspetta il benestare per l'inizio dei lavori per l'ampliamento del parcheggio di Piazzale Rosselli da parte dell'assessorato regionale alle infrastrutture. Nostra intervista alla consigliera comunale Roberta Zicari, che ha più volte sollecitato e sollevato il problema. Festeggiata la festa del Corpo della Polizia Penitenziaria al Teatro Pirandello di Agrigento. Inaugurata a Raffadali una stele luminosa in ricordo di Antonella Ferro, vittima di femminicidio. Si è svolta oggi la giornata della Dante D presso l'auditorium del Gallo Sciascia di Agrigento, organizzato dal Comitato Cittadino della Dante. Rissa tra immigrati a Ribera, l'intervento dei carabinieri, sventata ad Aragona una truffa su falso carabiniere. Al via domenica la maratona della Valle dei Templi, giunta alla sua 22esima edizione. L'Akragas vince a Scordia, importante vittoria per la classifica per la Castrum Favara che vince in trasferta con il Vigor Lamezia. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi mercoledì 25 marzo, referendum sulla giustizia. In Sicilia vince il no con oltre il 60,98% il servizio. Ha vinto il fronte del no per il referendum sulla giustizia. In Sicilia hanno votato il 46,14% degli aventi diritto. In provincia di Agrigento i cittadini che si sono recati alle urne sono stati il 43,33%, Sambuca di Sicilia, regina dell'affluenza con il 55,95%, l'ultimo posto è andato a Lampedusa e Linosa con il 26,93%. Dei 332.635 aventi diritto distribuiti in 512 sezioni in tutta la provincia di Agrigento, hanno votato in 144.139, 85.960 hanno votato per il no, 56.977 per il sì. Le schede bianche sono state 389, le schede nulle 813. In provincia di Agrigento ha raggiunto il no il 60,14%, mentre il sì si è attestato appena al 39,86%. Ad Agrigento città il no ha raggiunto il 56,84%, mentre il sì il 43,16%, con un'affluenza del 46,78%. Tra gli altri comuni principali, a Favara il no si è attestato al 62,92%, il sì al 37,08%, con un'affluenza complessiva del 39,68%. A Canicattì ha votato no il 59,87%, il sì il 40,13%, con un'affluenza complessiva del 41,47%. Altri comuni dell'Agrigentino, quello di Licata, dove il no ha raggiunto il 53,09%, il sì il 46,91%. Naro si è attestato con no al 58,62%, il sì al 41,38%, Palma di Montechiaro il no 49,6%, il sì ha superato il no raggiungendo il 50,40%, Porto Empedocle il no ha vinto col 63,60%, il sì si è fermato al 36,40% con un'affluenza del 40,12%. Sono stati 51 i comuni siciliani dove ha vinto il sì, rappresentando appena il 13% dei 391 comuni dell'isola. Nel restante 87% dei comuni, invece, il no ha prevalso con percentuali spesso superiori al 60%. La Sicilia si è così confermata la seconda regione italiana per margine di vittoria del no, con oltre 1.076.000 voti per il no,
pari al 60,98% contro i 688.683 voti per il sì, pari al 39,02%. Diversi comuni siciliani hanno registrato percentuali di no particolarmente elevate. Nel catanese si è distinta Sancono con una percentuale superiore al 72%, in provincia di Siracusa Cassaro ha superato l'80% e Priolo il 73%. Nell'Agrigentino Bivona ha raggiunto il 72,7%, Sambuca di Sicilia il 73,1%, in provincia di Messina infine Casalvecchio Sicolo ha toccato il 71,3%, anche Palermo città ha sfiorato il 70%, risultando così la seconda città capoluogo di regione per percentuale di no dopo Napoli. Scontro politico in Sicilia dopo il referendum, il Movimento 5 Stelle rivendica il risultato in Sicilia e parla di una bocciatura senza appello per il governo Schifani. Dure le parole del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, che definisce l'esecutivo incapace e dannoso e annuncia iniziative per accelerarne la fine. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Conte ha dichiarato che la Meloni non ha più nulla in mano e che il vento è cambiato, ma il Movimento 5 Stelle è pronto per le primarie? Siamo pronti a governare sia a livello nazionale che a livello regionale. Io lo dico da sempre, il Movimento 5 Stelle unito e compatto in Sicilia ha fatto un percorso in questi anni per unire l'intera coalizione. Qualunque metodo per noi va bene, ma io ricordo sempre una cosa: noi non cerchiamo un candidato alla presidenza che arrivi secondo, noi cerchiamo un presidente della regione, ovviamente insieme a tutti gli alleati dell'alternativa a questo centrodestra. Il Movimento 5 Stelle ha già detto a livello nazionale che parteciperà alle primarie, poi ci sarà tutta la comunità del Movimento 5 Stelle a decidere chi sarà il nostro rappresentante a livello nazionale, sicuramente il Presidente Conte. Faremo un ragionamento anche qui in Sicilia, considerando però che cosa? Che nelle altre regioni d'Italia si è fatta una sintesi politica. Noi siamo per la sintesi politica, ma ovviamente per unire tutta la coalizione, se ci sono ambizioni diverse, vedremo di trovare un metodo sempre nell'ottica di unire. Noi dobbiamo fare le riforme qui in Sicilia, non trovare solo il candidato alla presidenza. La stessa Meloni, un repulist al suo interno, non solo a Roma, ma anche qui in Sicilia, perché la stessa linea che sta utilizzando a Roma la deve utilizzare qui in Sicilia, perché io ricordo alla Presidente Meloni che c'è a rinvio a giudizio sia il Presidente dell'Assemblea che l'assessore Amata. Quindi la stessa valutazione che sta facendo a Roma venga fatta pure qui in Sicilia. Quando non ci sono logiche clientelari, il centrodestra e le sue istanze perdono in maniera clamorosa. Quando invece l'elettore è ricattato e il suo voto è rintracciabile, in quel caso il centrodestra vince. Schifani dovrebbe dimettersi, ma non perché ha vinto il no, semplicemente perché è naufragata da tempo la sua maggioranza, perché è naufragata la sua giunta, è naufragata la sua dirigenza e in questo momento vanno solo sui giornali, solo ed esclusivamente per le indagini. E adesso stanno anche cercando, attraverso l'operazione Meloni, di pulirsi la faccia, chiedendo le dimissioni, facendo dimettere i loro esponenti più controversi. Peccato che hanno seminato l'intero territorio nazionale e regionale con questa cattiva erbaccia. Dopo oltre un anno dalla risposta, il Comune di Agrigento attende l'esito sulle osservazioni chieste dall'assessorato regionale alle infrastrutture per l'autorizzazione dell'assessorato per la realizzazione delle modifiche al parcheggio dei bus di Piazzale Rosselli, eliminando l'area di sosta delle auto del Genio Civile in modo da rendere la piazza più capiente. Stamattina abbiamo sentito la consigliere comunale Roberta Zicari che ha più volte sollevato il problema. Roberta Zicari, siamo qui in Piazzale Rosselli perché devi denunciare per l'ennesima volta il fatto che ancora la regione non si esprime per liberare quest'area che attualmente è in uso al Genio Civile come parcheggio e che potrebbe dare un ampio respiro alla zona. Esatto, visto che va molto di moda la denuncia anche via stampa, anzi io chiamo in causa anche l'onorevole Lavardera, ti ci vuole dare una mano visto che è più bravo di me. Abbiamo un giallo ad Agrigento. Quest'area, grazie al dirigente regionale,
l'abbiamo acquisita come comune lo scorso anno, a dicembre 24. Acquisendo quest'area possiamo iniziare i lavori, quindi ampliare la sosta del parcheggio, così che gli autobus che al momento in maniera non regolare fanno la sosta per strada di fronte all'ex cinema perché della città, possono entrare e tornare a fare la sosta regolare qui dentro. Cosa succede? Cosa mi dicono? Che arriva la regione e fa un primo sopralluogo e il progetto effettivamente non era ammodernato. E allora l'assessore mi racconta di avere rifatto il progetto secondo le indicazioni e di averlo rimandato e mi dà questa nota di trasmissione del 28 aprile 2025. Da questa nota sostanzialmente non è più arrivato nessuno. Adesso a me sembra curioso che da aprile 25, praticamente ad aprile 26, quindi in quasi un anno, nessuno sia venuto a fare un sopralluogo e quindi chiedo tanto all'assessore nostro che all'assessore regionale che cosa sta succedendo. Può avvenire qualcosa? Ricordiamo qual è l'assessorato per chi magari non è molto ferrato. L'assessorato infrastrutture e l'assessore Aricò, di cui io ho anche grande stima, quindi appunto lancio un appello all'assessore Aricò di prendere a cuore l'autostazione di Agrigento e di darci la possibilità di togliere gli autobus che in maniera irregolare sostano per strada. Ecco, ma c'è anche un caso che tu hai sollevato, che è quello più avanti della zona dei bus che vanno verso Catania, della SAIS. Esatto, sono loro che sostano per strada, ma perché qui non si può entrare? Se non facciamo questi lavori, quindi non ammoderniamo l'entrata e allunghiamo le pensiline, loro potranno sostare ancora per strada per anni e anni. E siccome è una battaglia che l'intero Consiglio Comunale ha sposato dal primo giorno, noi non ci arrendiamo. E quindi vengo qui a denunciare, a sensibilizzare, passate voce, passate questo video, chiediamo perché non viene autorizzato il lavoro, perché ti ripeto, l'area che era del demanio è stata acquisita dal comune, quindi avendo questa porzione possiamo ampliare l'autostazione, quindi i lavori hanno anche un costo contenuto, quindi con le nostre economie come comune li possiamo anche fare, quindi realmente perché non ci fate realizzare una fermata? Quindi facciamo un appello a chi ci ascolta, all'assessore regionale Aricò, che dia una risposta al comune di Agrigento. Esatto. Assessore Aricò, prenda a cuore la nostra città e questa autostazione e ci spieghi perché non possiamo regolarizzare la sosta degli autobus. Altro problema che ci sta segnalando questa mattina è questo del parcheggio pluripiano, un'opera incompiuta da parte dell'amministrazione comunale che darebbe un ampio sfogo al traffico cittadino. Allora sì, questo parcheggio pluripiano è fondamentale per la viabilità cittadina. Il progetto originario era arrivare da fuori, le macchine parcheggiano qui e poi si va a piedi verso la prefettura e la via Tenea, così piazza Vittorio Emanuele, cioè lo spazio antistante della prefettura, poteva essere una grande piazza come le città moderne. Il finanziamento in realtà l'avevamo perché questo si chiama nodo di interscambio negli assi europei. Ecco, la strategia FUA delle aree funzionali avrebbe trovato sicuramente un finanziamento. Ma siccome io lo voglio denunciare, questa provincia è l'unica provincia siciliana, veramente insieme forse a Canicattì, che non ha attinto ai fondi dell'area funzionale urbana. Quindi noi abbiamo perso 100 milioni di finanziamento per 8 comuni. Una cosa che continuiamo a chiedere a Schifani di salvarci, perché comunque fino al 2027 si può attingere questi fondi. Ma mi pare di capire che anche il nostro presidente della FUA ha gettato la spugna. Io lo denuncio perché sui nodi di interscambio, siccome servono a migliorare la viabilità, che vuol dire anche meno inquinamento, meno emissioni, più parcheggi, questa struttura può sicuramente trovare un finanziamento e quindi la prossima amministrazione, perché questa sulla viabilità ha fallito, deve avere come punto principale del programma i parcheggi, partendo proprio da Piazzale Rosselli. La Polizia Penitenziaria di Agrigento ha celebrato il suo 209° anniversario di fondazione del Corpo. La cerimonia si è tenuta nella suggestiva location del Teatro Pirandello. Il nostro servizio. Attenti! Presenta onori al prefetto di Agrigento, dottor Salvatore Caccamo. Picchetto d'onore pronto per la rassegna.
Credo che per un corpo incantevole ci voglia un posto incantevole. La polizia penitenziaria, oltre alle doti peculiari, unico corpo tra l'altro, che può permettere di vantare delle specializzazioni assolutamente particolari, è un corpo molto tenace, è un corpo orgoglioso, è un corpo che per essere festeggiato deve essere festeggiato in un luogo assolutamente incantevole. Di certo quello che le posso assicurare è che io ho degli agenti giovanissimi che sono molto caparbi, osservatori, vigili, degli agenti anziani che sono allo stesso modo gente d'esperienza che riesce a cogliere immediatamente le sfumature, quindi soddisfatta. Vuol dire vivere nelle emozioni, vuol dire occuparsi di una sentenza della Corte Costituzionale e delle carote del sopravvitto, ovvero significa riuscire a spaziare da un ambito all'altro. Sicuramente vi sono delle responsabilità, ma vi sono anche tante soddisfazioni immense. Credo sia il lavoro più bello del mondo. Il ricordo va sempre al sovrintendente Pasquale Di Lorenzo, così come a tutte le vittime di mafia. In particolare il sovrintendente è stato anche comandante facendo le funzioni dell'istituto. Ricordiamo che oggi abbiamo noi dei dirigenti al comando, quindi la catena di comando nutre un forte può vantare una forte riconoscenza anche della dirigenza. Ai tempi non c'era ancora la carriera di dirigenza, ma il sovrintendente ha saputo con la sua caparbietà, con l'integrità morale, raccontata ancora ai giorni nostri, gestire un carcere in un periodo particolarmente difficile, che non era sicuramente quello odierno. Viva la polizia penitenziaria! Inaugurata a Raffadali una stella luminosa in ricordo di Antonella Ferro, vittima di femminicidio. Le interviste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Colgo l'occasione pubblicamente per in primis ringraziare sia il sindaco e tutti quelli collaboratori che hanno fatto sì, come ho detto poc'anzi, che questo era nel mio cuore, lo speravo, di creare un qualcosa che in nome di Antonella, di mia figlia, resta indelebile. Io mi auguro e spero che il sacrificio di mia figlia possa portare qualche idea a queste malintenzionate, a queste persone che prima agiscono e poi pensano. E quindi oggi, ricordando Antonella nella nostra comunità, vogliamo veramente dire a tutti, ecco, a tutta la comunità, mi sento di dire, di Raffadali, di dire, ecco, rispettiamoci, vogliamoci bene, perché alla fine il voler bene è quello che ci porteremo sempre dentro di noi. Ci sono stati dei segnali, ci sono stati delle denunce, come tante volte abbiamo pubblicamente detto, però purtroppo sono stati sottovalutati. È un impegno che tutte le istituzioni non possono smettere mai di sensibilizzare i cittadini. La memoria serve per evitare che questi fatti succedano. È bene che ognuno che passi veda, si chieda cosa è successo, che faccia un minutino di riflessione per capire che ancora nel 2026 non si può morire per un eccesso di amore che diventa poi odio, diventa violenza e diventa morte. I segnali di pericolo possono essere tanti, per esempio
magari non dialogare, il tenersi sempre dentro tutto, il non parlare col proprio partner, il non coinvolgerlo magari in quello che è il progetto, in quello che è una scelta, una decisione, il fare da sé. Sono piccoli passi, sono delle pietre piccoline che poi man mano formano un masso, e questo può diventare, poi può scaturire in un certo senso in una forma, ecco, di odio, di inimicizia, di indifferenza, di violenza, e scaturisce tutto da lì, anche la violenza fisica, la violenza psichica, e quindi queste possono essere una delle cause, credo, che non possono aiutare la persona ad essere libera, a non sentirsi a casa e in famiglia. Lo Stato in questo ci ha abbandonati, ma non solo a noi, ci ha abbandonati a tutti. Ci vuole la legge severa, una legge vera, che prima che io faccio del male a una persona so che domani me lo faranno a me. Cioè una legge severa. Si è svolta oggi all'auditorium dell'Istituto Gallo Sciascia la giornata della Dante, con un focus sulla universalità del pensiero di Dante Alighieri. L'evento è stato organizzato dal Comitato della Dante di Agrigento. Le interviste. Oggi giornata organizzata dalla Dante D qui al Gallo di Agrigento, al Gallo Sciascia, col coinvolgimento di vari partner istituzionali e ovviamente dei ragazzi. Oggi è il Dante D 2026 e per l'occasione approfondiremo il tema dell'universalità del pensiero di Dante, dell'opera di Dante, con la collaborazione chiaramente della sezione di Agrigento e della società Dante Alighieri, che ringrazio sempre per questa presenza qui all'Istituto Gallo Sciascia, che oggi accoglie non solo i propri alunni nel nostro auditorium, ma anche 16 scuole della provincia di Agrigento che hanno prodotto dei lavori, che hanno collaborato allo scopo, perché questo è lo scopo dell'iniziativa, non solo di conoscere, a meglio approfondire la conoscenza dell'opera di Dante, ma riflettere su quella che è l'attualità del pensiero di Dante. E questo è un modo per far sì che i ragazzi possano conoscere anche meglio se stessi, conoscere la realtà che li circonda e sviluppare un senso critico, saper valutare un po' le situazioni che si presentano. Ancora una volta, quindi, come scuole, il Gallo Sciascia con un'iniziativa così significativa si conferma come punto di riferimento culturale per il territorio, perché grazie alla collaborazione, in questo caso della Dante Alighieri, lavoriamo proprio per far sì che i ragazzi possano crescere nel migliore dei modi, ragazzi colti, ragazzi capaci di cogliere segni, ragazzi capaci di affrontare le situazioni nel migliore dei modi. Questo è il nostro obiettivo e l'iniziativa di oggi lo vuole concretizzare. Sì, il 25 marzo è la giornata del Dante D, cioè dove si celebra, diciamo, Dante Alighieri, ma principalmente è dopo anche la stipula del protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente nazionale della Dante Alighieri, si invitano le scuole a ricordare questa giornata. In particolare hanno aderito a questa iniziativa 16 scuole che oggi illustreranno un pochino il loro pensiero su Dante, ma oltre a celebrare Dante, oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle nuove generazioni, che è quello che anche dai momenti più bui, più oscuri, dalla selva oscura, come diceva Dante, si può sempre cercare la luce e risalire e cercare di raggiungere quelle finalità anche di carattere spirituale che contraddistinguono l'umanità. Antonio Riotta, noto editore agrigentino, presente alla Dante D, come mai? Ma io partecipo in quanto cultore, mi permetto di dire, di Dante, e in tante occasioni organizzate dalla Dante D vengo chiamato per poter svolgere degli interventi in rapporto al pensiero di Dante, e oggi in questa occasione parlerò dell'attualità di Dante a distanza di 700 e più anni dalla sua nascita, dalla sua opera, e quindi farò capire naturalmente a modo mio
perché Dante oggi è attualissimo ed è un classico della nostra storia letteraria, ma storia civile, storia sociale, politica, è un uomo di una grande cultura e di un grande presente. Provveditore Petix, oggi quanto è importante il pensiero di Dante, no, anche quanto è attuale. Sì, la figura di Dante ha sempre una grandissima attualità. Dante ha saputo senz'altro ricostruire dettagliatamente quella che è la cultura medievale, ha fatto una vera e propria enciclopedia della cultura medievale, ha parlato di persone che vivevano nel suo tempo, ma ha saputo allo stesso tempo rappresentare un'antropologia delle persone che diventano allegoria di emozioni, di passioni, di idee che sopravvivono a Dante e a quello che è il Medioevo. E attraverso la lettura dell'opera di Dante possiamo ancora oggi interrogarci su problemi presenti. Ad esempio, nell'intervento che farò oggi affronterò il tema della pace universale che viene adeguatamente sviluppato da Dante, e le soluzioni che propone Dante per molti versi sono attuali anche nel cercare di comprendere per quale motivo oggi non si riesce a trovare una soluzione adeguata a quelli che sono i rapporti tra le diverse nazioni. Quello che mi piace sottolineare è che sotto la guida della professoressa Ierna, la Società Dante Alighieri ha avuto proprio la capacità di non far vivere l'opera di Dante Alighieri come un testo ancorato soltanto alla sua epoca, ma proprio come una lente attraverso la quale leggere fenomeni attuali, come ad esempio, ricordo recentemente una lettura della Divina Commedia, dell'opera di Dante, che ha consentito anche di trovare dei collegamenti con la nostra Costituzione repubblicana, o collegamenti anche con quella che è la letteratura mondiale. Sul piano rifiuti, via libera da Bruxelles. Schifani avanti con i termovalorizzatori. La dichiarazione del Presidente. Cari siciliani, l'Europa ha detto sì al piano regionale dei rifiuti e adesso si fa ancora di più sul serio. Andiamo avanti con i termovalorizzatori per cambiare davvero la gestione dei rifiuti in Sicilia. Basta discariche, costano troppo e fanno male all'ambiente. Abbiamo lavorato a questo piano, atteso da molti anni, dall'inizio della legislatura, anche con grandi resistenze da parte di chi evidentemente aveva interesse a non scardinare questo sistema attuale. Oggi abbiamo il via libera da Bruxelles, un via libera che ci riempie di orgoglio per il buon lavoro fatto sino adesso. Negli ultimi giorni il Governo nazionale ha anche prorogato di 3 anni il mio incarico di commissario straordinario e io lo individuo come un segnale chiaro per proseguire su questa strada senza fermarci. 2 impianti moderni di termovalorizzazione a Palermo e a Catania per chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti tra differenziata, riuso ed energia, perché produrranno anche energia i termovalorizzatori. I progetti arrivano entro aprile, le gare a fine anno, l'anno prossimo inizio lavori. Questo nuovo sistema non solo sarà più sostenibile, ma permetterà anche un contenimento dei costi per i cittadini, perché il nostro obiettivo è quello di ridurre la Tari, oggi appesantita dalle spese elevate delle discariche e del trasporto dei rifiuti. Adesso si accelera, senza più rinvii, e nei prossimi giorni avremo novità anche per il nuovo polo pediatrico di eccellenza di Palermo, un sogno che si avvera, si partirà prestissimo. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alla cronaca. A Ribera, in via Buonamici, è scoppiata una lite tra immigrati che si sono fronteggiati anche con l'utilizzo di un coltello. I residenti del quartiere sono preoccupati per la spirale di violenza e di tensione che si registrano ormai con troppa frequenza. Nell'ultimo episodio un immigrato, state vedendo le immagini, dopo aver discusso con un connazionale, si è armato di coltello tentando di colpirlo. Provvidenziale l'arrivo dei carabinieri che a fatica hanno disarmato e bloccato l'esagitato.
L'uomo è stato poi accompagnato in caserma. Le scene sono state riprese con un cellulare e le immagini poco dopo sono diventate virali sui social. Nella stessa zona, appena lo scorso anno, un tunisino è stato ucciso a colpi di pistola. Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, che ha dichiarato: l'episodio di ieri sera, conclusosi senza vittime, solo grazie alla prontezza dei carabinieri della tenenza di Ribera. Il primo cittadino ha sottolineato come l'azione politica sia stata costante e determinata nel sollecitare ripetutamente la prefettura di Agrigento e la questura, chiedendo in ogni sede istituzionale un potenziamento effettivo degli organici e una presenza massiccia di pattuglie, specialmente nelle ore serali. Ribera, afferma il sindaco, non può essere lasciata sola a gestire dinamiche di ordine pubblico così complesse con risorse limitate. Tentativo di raggiro con la tecnica del finto carabiniere sventato ad Aragona in provincia di Agrigento. Un 41enne incensurato di Paternò è stato arrestato in flagranza mentre tentava di farsi consegnare denaro e oro. Il servizio di Davide Sardo. Truffa del finto carabiniere sventata ad Aragona. Venerdì mattina un uomo di 41 anni, incensurato di Paternò in provincia di Catania, ha chiamato una donna. Le ha detto che il figlio aveva investito una donna incinta. Il bambino, secondo il racconto, era morto. Per evitare denunce chiedeva soldi oppure oro, subito. La donna non si è fatta ingannare, è rimasta calma, ha chiamato i veri carabinieri e ha tenuto il truffatore al telefono fino all'arrivo dei militari che hanno ascoltato la chiamata. I carabinieri si sono nascosti in casa, hanno atteso l'uomo incaricato del ritiro. Quando si è presentato alla porta è scattato il blitz, arrestato in flagranza. L'uomo è stato portato in caserma ad Aragona, poi trasferito al carcere Petrusa di Agrigento in attesa delle decisioni dei magistrati. Controllata anche l'auto, era a noleggio. Un intervento rapido che conferma la presenza dei carabinieri sul territorio a tutela della comunità. Le cure palliative tra scienze ed emozioni, questo è il titolo del convegno che si è svolto al complesso monumentale dell'Osseri di Palermo. Il convegno è stato promosso dalla SAMO e dall'università, che hanno messo al centro l'importanza della formazione dei medici delle cure palliative, non solo per il paziente, ma anche per tutta la famiglia. I colleghi di Palermo. Quanto è importante oggi nella formazione di un medico una specializzazione come quella delle cure palliative? È un elemento direi fondamentale e noi ci siamo posti il problema perché ci eravamo resi conto che molte specializzazioni toccavano, sia pur marginalmente, il tema della palliazione, ma in realtà questo approccio, che prevede un approccio multidisciplinare e, come si dice comunemente, ancoristico nei confronti del paziente, richiede un nuovo specialista che, oltre alla componente medica e quindi all'approccio tecnico, alla conoscenza di mezzi e strumenti che permettono per esempio di alleviare il dolore, richiede anche uno specialista che abbia una fortissima componente umana e psicologica. L'approccio al malato terminale è un approccio complesso, è un approccio dove bisogna interagire col malato, ma molto spesso anche con le famiglie del malato, per creare attorno a una situazione drammatica che poi rappresenta un po' l'interruzione della serenità di un percorso di vita all'interno di una famiglia, prevede un approccio multisistemico dove spesso l'equipe interviene in maniera complementare per aiutare il malato, ma anche chi gli sta attorno. Un evento come quello di oggi ha questa funzione. Noi come università abbiamo l'obbligo di educare, abbiamo l'obbligo di amplificare con i nostri mezzi la conoscenza e abbiamo l'obbligo di formare. Ecco, il tema della formazione in ambito sanitario lo faremo col Policlinico, ma abbiamo già cominciato perché nei nostri corsi di laurea abbiamo già introdotto la possibilità di fare delle ore di lezione sulla palliazione. Devo dire che la sensibilità dei giovani studenti sta crescendo, quindi siamo ottimisti che nell'arco di qualche anno creeremo una coorte di ragazzi consapevoli e pronti a realizzare quello che purtroppo ancora in Sicilia non c'è, quindi la piena attuazione della legge, che vede ancora purtroppo il Sud arretrare e vede ancora molti pazienti, addirittura 2 su 3, non poter accedere correttamente alle cure palliative. Oggi la SAMO, storica associazione che si occupa di cure palliative, è all'interno dell'università con gli studenti. Qual è
il messaggio che vuole consegnare a questi studenti? Ma il primo ringraziamento non lo consegno agli studenti, ma lo consegno all'università, ringraziando il rettore che ha promosso, sostenuto e avviato questa iniziativa. La prima nel settore perché questi giovani studenti universitari in medicina possono entrare nella cultura delle cure palliative. Questo è il valore etico e funzionale di questo incontro di oggi. Le cure palliative non sono qualcosa di voluttuario o qualcosa che si può fare o non si può fare. È un qualcosa che si deve fare, si può fare perché si è eticamente convinti, si può fare perché si è scientificamente convinti, ambedue le cose, ma è importantissimo poter dare le cure palliative a chi ne ha bisogno. Finalmente arrivano riconoscimenti di altissimo livello come quello di oggi. Si è inaugurata presso il foyer del Teatro Pirandello la mostra fotografica I riti della Settimana Santa di Cianciana, raccontati dall'obiettivo di Giuseppe Greco, il servizio di Don Carmelo Petrone. Oggi è stata inaugurata la mostra I riti della Settimana Santa a Cianciana. Poco fa nella presentazione dicevi è un unicum nella provincia di Agrigento. Perché? Ma sì, è un unicum perché intanto coniuga fede, tradizione e identità collettiva di una comunità importante dei sicani, apparentemente distante da Agrigento, ma in realtà probabilmente uno dei luoghi che meglio rappresentano l'identità più profonda del nostro essere agrigentini. È un unicum perché è una festa totalmente teatralizzata, ma non in senso elementare. È una rappresentazione che agisce per una sorta di effetto mimetico, per cui viene rappresentato attraverso 14 stazioni tutto il dolore del Venerdì Santo. La passione di Cristo realmente diventa una sorta di passione di tutti i cittadini che si pongono nei confronti della fede non soltanto in termini problematici o di adesione, ma anche di esperienza collettiva. Ed ecco perché Cianciana ha dimostrato in questi anni, facendo crescere questa festa, di tenere al messaggio di questa rappresentazione. Giuseppe Greco è riuscito a tradurre con questi bellissimi scatti il sentimento di un'intera comunità. Questo gli è stato riconosciuto e noi come Proloco non potevamo non portare anche nella città di Agrigento, che ha nei confronti del Venerdì Santo e della Settimana Santa una medesima attenzione, questa esperienza che si svolge nella nostra provincia. Il 2 e il 3 aprile, la Settimana Santa, andrà in scena la Passione del Figlio dell'Uomo. Di che cosa si tratta? L'associazione ogni anno durante la Settimana Santa mette in scena la sacra rappresentazione della Passione vivente di Cristo. Il titolo che abbiamo dato è La Passione del Figlio dell'Uomo, perché il testo è ricavato dalla rielaborazione dei testi dei 4 Vangeli, più della mistica Caterina Emmerich e Valtorta. Ogni anno l'associazione, quindi il giovedì sera, mette in scena tutto quello che riguarda il processo a Gesù. Iniziamo naturalmente con le scene dell'ultima cena, l'arresto, il Sinedrio, poi quando viene portato da Pilato, Erode, condannato alla flagellazione. Queste sono le scene del giovedì sera. Il venerdì mattina invece si fa la condanna e tutta la Via Crucis. In poche parole vengono messe in scena le 14 stazioni della Via Crucis, compresa crocifissione e deposizione vivente. Ogni anno la caratteristica di questa rappresentazione è che tutto il paese partecipa quindi alla realizzazione, sempre tramite volontariato, e non abbiamo attori professionisti, sono tutti ragazzi del paese, ragazze, ragazze e bambini che ogni anno si mettono in gioco, non solo si mettono in gioco, ma per i tempi che noi impegniamo tutti questi ragazzi, parliamo dai 170-180 persone, mettono a disposizione la cosa più preziosa che loro hanno, il tempo. Quindi dedicano il tempo per le prove, per la realizzazione delle scenografie e per realizzare la Passione vivente di Cristo.
Giuseppe Greco è il fotografo che ha realizzato questi scatti, i riti della Settimana Santa a Cianciana. Intanto che arco temporale coprono questi scatti? Questi sono scatti che sono stati effettuati dal 2022 fino al 2025 e andai a Cianciana e vidi qualcosa che non ho mai visto in vita mia, una rappresentazione imponente. Tutto il paese che si prestava a fare questa cosa. È una festa, è una tradizione che a Cianciana vive da tantissimi anni. Diceva il sindaco 1840. Esatto, già si faceva, ma ci ricorda anche una cosa molto importante che non è da meno, è la morte di Gesù, ed è una cosa che per chi è credente come me non è di secondaria importanza, è molto importante, quasi più di più del punto di vista antropologico. C'è da dire che i ragazzi di Cianciana, tutto il paese, sono persone meravigliose, mettono il cuore, mettono l'anima, ma quando tu sei a Cianciana e sei nel centro di questo evento, a un certo punto ti scordi di essere nel 2026 e vieni proiettato 2000 anni fa. Ed è qualcosa di fantastico perché il pathos ti porta come se ritornassi indietro nel tempo, e questo è qualcosa di eccezionale che si riesce a vivere a Cianciana. Passiamo ora alle notizie che riguardano le attività sportive. Sono oltre 900 gli atleti provenienti da tutta Italia che partiranno domenica 29 dal lungomare Falcone Borsellino di San Leone e attraverseranno la Valle dei Templi per partecipare alla 22esima edizione della maratona. Ne abbiamo parlato con l'organizzatore dell'evento, Antonio Calamita. Parliamo della 22esima edizione della maratona che lei organizza insieme al suo staff, un appuntamento importante che vedrà tantissime persone gareggiare, diciamo, qui alla Valle dei Templi. Sì, domenica 29 marzo alle ore 9 dal viale Falcone Borsellino parte la 22esima mezza maratona della Concordia, città di Agrigento. Ormai è un appuntamento costante nel panorama del running italiano e infatti nella nostra gara partecipano tantissimi atleti che vengono dal resto dell'Italia. Ci sono chiaramente i siciliani, ma moltissimi vengono da fuori. Alcuni anche runner siciliani che vivono fuori dalla Sicilia ne approfittano per scendere qua nella loro terra, è il caso di dire, e stare un po' con i familiari. È un'occasione importante per il nostro territorio perché anche una città come Agrigento, che è una bellissima città, ha bisogno di questi eventi che portano persone, turisti che vengono a soggiornare qua per 1 o 2 giorni, ed è importante avere queste manifestazioni. Quindi domenica alle ore 9 dal viale Falcone Borsellino parte questa gara che attraverserà il viale delle Dune, il viale Viareggio, salirà verso i templi fino al Tempio di Girone e poi riscenderà di nuovo per avere l'arrivo sul viale Falcone Borsellino. Ai cittadini chiediamo di applaudire i vari runner che corrono per le strade della nostra città. I ragazzi hanno delle magliette multicolori, quindi portano allegria, allora cerchiamo di accoglierli con tanta simpatia e con tanto calore. Ecco, abbiamo già un numero stimato di partecipanti. Sì, siamo a oltre 800 iscritti, che per noi è sempre un conforto perché vuol dire che la nostra gara è apprezzata da tutti i runner, sia siciliani che anche da quelli italiani. L'Akragas vince in trasferta a Scordia per 1-0, una vittoria importante per la società che porta a casa 3 punti grazie alla rete di Cipolla, attestandosi così al secondo posto dopo il Priolo in classifica. Le interviste. Ma era la partita che dovevamo fare, sapevamo delle difficoltà, sapevamo di quello che ci aspettava, i ragazzi sono stati bravi a non mollare mai. Siamo stati bravi pure nell'occasione del calcio di rigore. Cagnina, che da un periodo che non giocava, ha dimostrato di essere un portiere di assoluto valore, così come Manna e così come tutta la squadra. Andiamo avanti per la nostra strada, ancora c'è tempo, è lunga. La cosa importante è che l'Akragas c'è, l'Akragas è viva e l'abbiamo dimostrato pure oggi. Noi i ragazzi giusto che si riposano 2 giorni, ora da martedì di testa a questo ritorno di Coppa che per noi è troppo importante e fondamentale. Affrontiamo anche lì una squadra importante. Per cui dobbiamo stare ora sereni, recuperare energie e guardare a quello che è il prossimo impegno.
Guarda, noi per natura nostra, per stile, per rispetto, accettiamo sempre il verdetto del campo. Per cui se il verdetto del campo alla fine sarà questo, faremo i complimenti al Priolo. Però ancora c'è di strada. Sì, è stata una battaglia calcistica a 360 gradi, senza esclusione di colpi, con emozioni non replicabili, un rigore datoci contro, probabilmente molto generoso, poi parato sul ribaltamento di fronte, occasione limpida da gol per noi, una partita dura sotto il profilo agonistico, cattiva sportivamente parlando, però l'abbiamo spuntata perché ci abbiamo messo il carattere, il cuore, l'anima e veramente attributi da vendere. Ma sapevamo che lo Scordia era una buona squadra, quadrata, agonisticamente preparata, che ha anche espresso buone trame di gioco, per cui ha messo in campo veramente tutte le risorse possibili ed immaginabili, però alla fine la maggiore determinazione nostra è venuta fuori. Vince l'Agregas come squadra, i singoli non vanno da nessuna parte, chiaramente noi abbiamo delle individualità di assoluto valore che in certi frangenti hanno fatto la differenza, però abbiamo, e questo non è da trascurare, un collettivo veramente di prim'ordine, quadrato sotto il profilo prima di tutto caratteriale. La Cagnina tecnicamente dimostra di non meritare questa categoria, ma ha palcoscenici ben più prestigiosi. Noi abbiamo la fortuna di averlo e ce lo teniamo stretto. Sì, si ricomincia domenica prossima, non c'è campionato, per noi c'è Coppa Italia che diventa fondamentale per ambire al salto di categoria. Andiamo con lo stesso piglio, con la stessa voglia, tentando di fare risultato bottino pieno per passare il turno. Una vittoria importante per la salvezza del Castrum Favara, che vince in trasferta con il Vigor Lamezia per 2-1, posizionandosi quintultima con 27 punti. Le interviste. Il risultato forse ci sta stretto. Ma è stata una partita dura, contro un avversario che ci ha messo anche in difficoltà, vivo. Però questa partita io la voglio dedicare ai miei ragazzi. Hanno fatto qualcosa di straordinario, gente che l'ho impiegato in ruoli che non avevano mai fatto, si sono impegnati in settimana. Devo fare complimenti a tutti perché credo che, come vi dicevo venerdì, se vinciamo tutti e soprattutto i 5 campi possono fare la differenza. Quando si passa il testimone e chi entra con una marcia in più, credo che la partita può cambiare, è cambiata, ma è l'atmosfera che viviamo dentro lo spogliatoio che è importante, al di là della tattica, al di là del modulo. Mi è dispiaciuto solamente che qualche persona in tribuna ha offeso Tripicchio. Tripicchio è un giocatore serio, per bene, forte, che fa parte di questa rosa e i miei giocatori non li deve toccare nessuno, solo io li posso bastonare e abbracciare, gli altri no, gli altri è giusto che pagano il biglietto, però sempre con rispetto, sempre senza offesa personale. Questo mi è dispiaciuto, però devo ringraziare il 98% della tribuna che ci ha sostenuto, ci ha spinto. Ringrazio gli ultra che ci hanno incoraggiato e ci hanno spinto a essere propositivi, a essere aggressivi, in una partita complicata, una partita che è stata sempre spezzettata, con un avversario difficile, un avversario che ha lo stesso obiettivo nostro, però siamo stati bravi a sbloccarla. È anche vero che Maraviglia quest'anno questa partita ha fatto cose straordinarie, soprattutto sul tiro di Francofonte, ha fatto una parata strepitosa. Sono molto contento per loro, stanno facendo molti sacrifici, non sono facili come allenatore, però sanno che tutto quello che stiamo facendo è per il bene loro e per portarli alla salvezza, perché credo che se lo meritano per tutto quello che mi stanno dando e per quello che si stanno comportando tra di loro. Tu parli di spogliatoio. Io voglio allargare il cerchio e dico che oggi a Favara si respira un'aria diversa, un'aria più bella. Quando sono arrivato ho detto che la salvezza da solo
era difficile ottenerla. Avevo bisogno di tutti, credo che la città ha capito il messaggio, ha capito l'importanza di questa categoria. Ci sono società blasonate che sono in eccellenza, che fanno grandi sacrifici per centrare questo campionato, che è un campionato di professionisti, e noi faremo di tutto per regalare questa salvezza a questa splendida città, a queste splendide persone che veramente hanno capito che noi abbiamo bisogno di loro. Analizziamo la partita. Noi abbiamo avuto molte più occasioni sicuramente della Santander, sia nel primo che nel secondo tempo. Sì, ma in certi episodi è stato anche bravo il nostro portiere, ci sono state 2 o 3 occasioni che è stato pronto, è stato attento, devo fare complimenti a tutti, però quando si vince credo che i meriti devono essere suddivisi, però oggi la percentuale dei complimenti vanno ai ragazzi, questo non ci sono dubbi. Guarda, hai fatto una cosa che forse rimarrà negli annali della storia del calcio bavarese, un calcio di punizione che ci hai creduto. Ma sì, ho visto il portiere che ha esitato un po' mentre preparava la barriera e quindi aspettavo con ansia il fischio appunto per battere velocemente, perché appunto avevo visto il portiere fuori dai pali e quindi non ho neanche pensato a direzionarla, ma solo a prendere la porta, e per fortuna è entrata. Quindi sei stato favorito dal movimento del portiere? Sì, perché lui mentre contava i passi di là, l'arbitro aveva appena fischiato e quindi diciamo calciato subito. Ma la traiettoria però era sul palo alla destra del portiere? Chiaro, normale. E praticamente adesso si respira un'aria diversa a Favara. Ma sì, siamo a un punto dalla Vibonese. Dobbiamo appunto continuare a fare il risultato, sembra che ci siamo un attimino sbloccati, però sai è un attimo che poi perdi la strada giusta da imboccare, quindi noi comunque dobbiamo continuare così, siamo vivi sicuramente, l'abbiamo dimostrato nelle ultime 3 partite. E soprattutto siete consapevoli che non c'è un 11 titolare in campo, ma siete 22, perché tu praticamente sei entrato a partita quasi conclusa e hai risolto davvero una situazione difficile. Ma assolutamente sì, noi siamo appunto, come ho detto prima, un gruppo vivo, durante la settimana non si sa mai comunque chi gioca, chi sono gli 11 titolari, e questo è bello perché comunque vuol dire che il tasso tecnico degli allenamenti si è alzato finalmente, quindi è giusto che sia così e dobbiamo continuare su questa direzione. Quindi siete consapevoli che siamo sulla buona strada? Assolutamente sì, dobbiamo continuare però essere. Il mister diceva che ci mancano ancora, in prospettiva futura ci saranno altre partite difficili, ma il Favara di queste ultime giornate fa ben sperare. Sì, noi dobbiamo, come ho detto prima, continuare su questa strada, perché comunque è giusto così, non ci dobbiamo far prendere dalla spensieratezza delle ultime partite, dobbiamo metterci sotto perché ancora la salvezza è ben lontana, ci sono ancora 6-7 partite se non sbaglio, quindi dobbiamo continuare. E quanti gol ti sei prefissato tu in questa stagione? Ma quelli che bastano per arrivare alla salvezza, guarda, è l'unico mio obiettivo in questo momento. Grazie. Grazie a voi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.